venite con me, con l'arte, tentiamo di trasformare un borgo abbandonato, semi abbandonato, senza residenti, io compreso, in un luogo d'arte. Noi la soluzione la cerchiamo, ce l'avete voi, vieni, non capace, vieni, ce la vedi, noi cerchiamo di fare nel piccolo, vieni, abbiamo vieni qua, vieni belle papà, ma vedete come si fa. Facevano un festival, vieni a balla come si fa, voglio vedere come si fa. Oggi anzi pazienza, però che qualcosa è buona in dopo no. Ricordate come andiamo. Ah, poteva venire a fare questa cantata, a calo canara, casa secco canarona, che se una festa bella con te, è ancora più bella. Per il cappello! E questo già è bellissimo! Noi non vogliamo restare sempre così, ve lo dico! Noi vogliamo fare il salto di qualità, si direbbe upgrade, non vogliamo fare il passaggio successivo, noi vogliamo diventare veramente un festival, vogliamo che abbiano artisti tutto fatto il mondo, che abbiano artisti che si esprimono, che ci siano 2 o 3 giorni, una settimana di spettacoli, di teatralizzazione, insieme ai residenti fissi, purtroppo pochi, e quelli occasionali, altrettanti pochi. Perciò noi abbiamo questo progetto, ma è autofinanziato.
Poi quando faremo il salto di qualità e noi vogliamo auspicare, diciamo, proprio le eccellenze del posto, abbiamo una visita da fare a un'importante azienda che ha proprio come simbolo dell'azienda il tiglio secolare. Li verremo a trovare, è una minaccia? No, no, è una promessa. Che si esprime attraverso le immagini, quindi penso che i tarocchi debbano essere portati a teatro. Quindi ogni arcano maggiore si trasforma in una storia che esplica quelli che sono i significati esoterici e non divinatori dell'arcano in questione. Iniziamo praticamente dal Roriavlil. Qui il diavolo si presenta esplicitando tutti quei nomi di cui si è persa memoria, quei nomi che la tradizione napoletana, campana e basiliana gli ha attribuito. A parlare è il diavolo in persona e stanno suonando anche le campane, guardate un pochettino. A seconda Roma vira, ma non me chi te viva. A seconda te porta, ma non me chi te morta. Si stonga con vasto mondo, o se invece sto sprofunda. Si mi trovo in talu sacca, o ini su parasacca. Si mi trovo in tettiano, o ini su piantana. Si rappare in tall'inverno, o ini su zifierna. E si dirà schiattariella su semmi, ma sa maudiella. Si ti faccia l'immoino con ma femmina cianciusa, che ti fa aprire la rosa. E si muove si uosa. Tutta quanta serpentiella e sandosto strumentiella su semmi un farfariella una luce di cannella su semmi un trallazzera si ti faccia di corbetta su semmi un rialletta quando invece sta incazzusa cavuscazza ogni cosa e fai tutto cazzamusa carravuta vatte stritta su semmi un riallilla quando gli sta forza in lo sangue fin dall'ossa quando la senti guappa o me da consegna ciappa si può ribaltare al mondo e perché sei mio alunno ma mia che paura ti sa dove mi nasconda e voglio tu non voglia il porto in dos profondo quando a tavola la tassietta e pa fammi un sicchio buono e guarda in faccia nessuno e per dentro cannarona tanto orcassa du cristiana e per fare questa evacuazione si deve rompere il culo cacciamo un bell'utta cacca un essere umano quindi su cazzamare ma si può fare tutte queste perché si è addamantata la mia prole e io ti sono pata e da me hai ereditato tutti questi belli rienta a ricordare che sono il work dell'inferno mamma mia che paura che sa dove mi nasconda che tu vuoi io tu non voglio porti in dos profondo. La dispensa e la cantina che su giornata dopo me si mangia, si beve e non si pensa a niente. Lo spettacolo, il programma è da brigante a emigrante, questo è un po' il tema, però in realtà è brigantaggio con un focus sull'Irpinia. E diciamo introdurre l'argomento del brigantaggio
è pure, diciamo, per me un piacere, un onore riprendere un po' un pezzo che ho fatto ultimamente nei festival del brigantaggio, che sono soprattutto localizzati nel Matese, perché è una terra che ha resistito per tanto tempo, diciamo, con questo fenomeno particolare. E ho avuto l'occasione di conoscere un po' questa parte storica della nostra storia, che comunque è una parte importante, non possiamo nasconderla, ma conoscerla, poi ognuno fa le sue conclusioni anche senza concludere, fa i suoi ragionamenti, perché la storia è pure trasformazione, metabolizzare un po' tutto quello che è successo, adesso bene o male, per quello che abbiamo subito, per quello che abbiamo fatto, non ci interessa, come si dice, che ha avuto, scudarmi sul passato, no, andiamo avanti, ma scudarmi sul passato non vogliamo scudare perché lo vogliamo riprendere attraverso questa forma d'arte che ci fa capire la nostra terra. Io non c'è più, io sono rimasto qua, da terra mia, sì, sono rimasto qua, io, liberato di lei, non me la c'è più, sono rimasto da terra mia, non sono che emigrato, sì, io, liberato di lei, figlio che sta terra, e uomo brigante. Ma non mi pigliate apposta, io non sono nato così. Io non sono nato così, e la storia l'hanno messo con me, io che potevo fare? Non tenevo niente, non tenevo niente, io sono sempre stato uno che si è buscato il pane, la forza è che si bracciale, come tanta gente che sta terra, sì, io, come tanta gente poveretta, è vero, non tenevo niente, e che potevo fare? Non tenevo casa, non tenevo terra, non tenevo commercio, non tenevo affari, non tenevo niente, e quando uno non tiene niente, allora niente per niente. Dici che tutto è per tutto, e bene non ci capito, ma com'è, tu vieni a fuori, che camicia rossa, gialla, verde, fa un azzo che poi non conta niente perché è sempre colore dei soldi, è l'unico colore, con il colore dei soldi, venite qua e mettete in discussione l'autorità divina, l'autorità divina, perché un re buono stiamo qua un po' trono, per l'autorità divina, e tu vieni e la metti in discussione, e bene. Ah sì, allora tu metti in discussione l'autorità divina, o sai che ti dico, prima lo Savoiano, prima ne Savoia, prima lo della Sardegna, prima noi, la gente che sta a terra. Eh sì, è prima noi, e allora fa un diventa brigante. È facile a dire, uno non nasce così, diventa così, perché la storia lo scrive, è la necessità che ci spinge. E sì, mi diventato brigante, e sono diventato brigante, sì, e mi sono fatto molto loro, sì, soprattutto in Tomatese, erano le bande più forti e facevano cagasanga a chi si sporca per i mondesi, soprattutto a quelli i guardi nazionali, perché sono qua a distanza, in tutti i paesi, ma pure a Rocca Bacerano, sicuramente c'è sé, e facevano, e mai toccavamo la povera gente, no, la povera gente, noi nato qua. Sempre liberali, signore, che avevano appaccato tutti i venti, perché i soldi tenevano, e i soldi volevano che rimanevano. Loro, libertà, era che la libertà, ora no, e stanno venuti a dignità. Allora l'hanno fatto cagasanga, sì, invece a tutta la povera gente lasciavamo stare come noi. E quante volte hanno fatto bene, quante volte hanno aiutato casa per casa, ma poi a un certo punto obbligando a fornire. Eppure io sono fornito. È stata una mattina della stagione, siamo isolati in una campagna, chiusi, abbandonati in una casarella, che mi aveva dato un compagno mio, un bar mio, il Vietimonte Matese, e siamo chiusi là dentro che tutti i compagni mi avevano traduto, perché avevano traduto, se erano venuti, e io siamo solo abbandonati, quando che la mattina, 3 colpi. Vicino alla porta. Io pigliato alla sprovvista, non mi tenete tutto tempo a fermare, a certo volete che inciampare in una seggia, caretta a seggia, e poi rumore che non sporcano brigadiere Barullo, insieme ai 2 guardie piemontesi, sfondano la porta e mi trovano così. Io non facevo resistenza perché un ribotti a pistola se un po' lieto non tenevo tempo per pigliare.
E mangiare reso, mangiare nu, grazie sì, hai dato in mano, anche perché non mi sa, capisci sporco vedendo mi condannavano così, su due piedi, condannato alla fucilazione, in nome della legge viva, alla nemici del vuoto, la legge viva, senza processo, tu mi condanni a me, solo perché è vero che io peccato l'ho fatto, e chi? E mi è venuto agli anni. Mi è venuto agli angeli. Eh sì, ma perché? Ma perché un brigante non tengono cuore, non si capisce. Non sono pure io, figli e mamma ci gravato, no? O vengono al mondo. Io sono uomo e tengono cuore. E ma ci mi sa chiagna, perché va a sapere che va a morire, gli altri ritti chiamati mi pure prendo, sì. Mi voglio confessare. Perché? Perché? Perché un brigante non te lo frego? Lui si mi prima la fede più grossa, soprattutto a quella bella mamma rogata, che ci ha da sempre crudecce. E ha detto, chiamatemi si prego, ti è venuto. E mi ha detto, voglio, non ne fatto peccato. Ha detto, si prego, io ti chiedo l'ultima cosa, pigli che si scappa. E portala a quella povera sconsolata della moglie mia. Non lo so perché l'ha già fatto, ma è stato un gesto che mi è venuto spontaneo, sarà perché forse era l'unica cosa da tenere. O forse perché voleva significare, porta che si scappa i figli nostri, facile camminare in coppa a sta terra, e forse pigliano pure a cauce in culo a chi si sporca fatiente, che si vengono a pigliare la terra nostra, o diritto nostro. E che sei stato? Ma ci ha fatto la luce. Ti ha già ascoltato che rimane, scarico io. Grazie. E poi una canzone nostra, è una bella, povero, come si nasce, e brigante si muove, aveva cantato, e si morimma manata di giorno, e non hai a stretto, questa
la papessa. La papessa. Storia, leggenda, non si sa bene, ma si racconta che Giovanni VIII, intorno all'827, non 1800, proprio 827, dopo Cristo ovviamente, non è inutile dirlo, in una processione questo Papa venisse preso dalle doglie e si mettesse a partorire davanti a tutti quanti. Immaginatevi insomma una cosa del genere che accade in Mondovisione a Papa Francesco. Una cosa matta. Allora, e questo ovviamente è come il popolo racconta questo sgravo al quale ha assistito. Ci crediamo che lo Papa ha cacciato fuori la fissa, o bello che la papessa, mentre stavano trasportando mezza folla a partorita, sti s'ingoppa la lecchica, tra nuova e gloria patria, o creatura presti ascita, tra la puzza dell'oncienza ha cacciato un vagita, tra il rumore degli canti tutti quanti hanno sentito, l'ubbiancore degli vesti manomanzi importorito, e la gente che l'ha visto l'ha indicato presto a dito. Per le doglie del lupardo il suo viso è scolorito, per la puzza dell'oncienza ha perduto conoscenza. Presto è detta e presto è fatta, e che stiamo più aspettando? La sollevano di panna, va a brigare sotto la veste. È Giovanna, e non Giovanna. Ci creme che era lo Papa. Ha cacciato fuori la fissa, o quello che la papessa, o portava in processione, bella e buona e asciugo sangue, mamma mia, che impressione! C'è chi sta scandalizzato dal Papa che ha sgravato, certamente una vergogna, sta schifezza camoinnata, per la Chiesa è l'anticristo ed è frutto del peccato. Abbassate il tendino e ha nascuso un prelato, sai rindo baldacchino. Presto è detto e presto è fatto, e che sto qui aspettando. Per la Chiesa è una vergogna, fammi liberare sta rogna, la solleva prieste panna, e a un creatura che è nata. Non l'ha potuto in canna, e stregnenna forte forte, con sdegna vambraganna, a mannaccia chi t'è morta. Va all'inferno si asciutta, e perché io non mi accorto, ho pellicola la scigliuta, e per essere più sicuro che hanno fatto viaggio avuto in loro creatura, ci ha infilato un spillone, proprio in mezzo alla processione, tra nuovi o gloria a patria, tutto sangue l'ha schizzata, e siccome non mi accorto per non fare spurchetta indina, si mettisse andando su morta, che come affonda la zambilla, ha inchiavrato il baldacchino, l'ha ridotto in mastrilla, e la veste tutta bianca, che teneva un prelata, tutta Russia addimandata. E siccome non mi accorto, coraggioso e forte assai, che ha affrontato l'anticristo, e la peste non gli manca, anzi, già la tiene indosso, e ha scacciato via il male, senza indubbio, lì sul campo, l'han promosso cardinale. Ci crediamo che era Papa, ha cacciato fuori la fissa, o bello che la papessa. Questa è poesia e questo è il festival che dedichiamo a nostro Antonio, che è morto a 69 anni, ma era un bambino, era un bambinone.
era perché lui non era un bambino, perché là c'è l'infantilismo, è un fanciullo, come diceva il nostro Pascoli, il fanciullo, il cuore sempre sognante, sempre vibrante, che non si adagiava mai, 69 anni, si mette innanzi alla televisione e passa così agli giornate. No, si metteva e faceva i suoi pupazzetti, i suoi quadri, e noi vedremo qualche duro perché abbiamo fatto una bella installazione. Grazie veramente di cuore, con tutto il cuore di Rocca, perché stiamo facendo una cosa meravigliosa. Arraccia, mi stai chiedendo cose. E a 16 anni, tenevo 16 anni, vuoi a sparare. Mi vendicai dell'omicidio. Però me ne stavo in coppa ai montagni. La montagna rende forte. Mi facette rossa e bella. Mi facettero capitano dell'esercito franceschino. Ma i tempi cambiarono. Per passare in Savoia, arrivare in Savoia, io, fedele alla chiesa e un re mio, aveva passato in Savoia. Me ne fui entrata per la coppa ai montagni. Roma Tese, Rutaburno. Comandavo 4 capolini che mi portavano rispetto. Siverighieri, Piucchieri, Albanese, Civitino. Facette una banda di brigati, facette. I piemontesi li facevamo fuori, li spaventavamo. Conoscete pure di briganti nelle zone confinanti. Si fa pace. Guerra. Emiliano Montelungo. Non so se avete mai sentito annominare. Te ne sa che truppe da banda. Cioè, sapete che così sono i truppe? Sono femmine che balla sotto. Ci stanno ancora queste femmine che balla sotto. Erano bello giovinotti. Teneva ragazzina. Girate tutta l'Europa, che mi facete i soldi, che ti scatti. Senta a Londra, a Parigi, bella Parigi. A Roma siamo pure in dei palazzi di signorotti. Frequentavo i conti, i baroni. Corteggiai pure la contessina, Laura, Gaetani d'Aragona. Bella figlia. Però quando tornavo qua, mai mi scordavo le origini mie. E che recchia facevo sempre tagliare ai possidenti per venire allo scatto. Se mi passavano, tenevo pure una certa protezione. E un certo Ungaro, un politico potente, diceva. Noi giorno con l'inganno mi pigliarono, mi facettero fesso. Mi giurettero in una galera, un caravottolo. E a vedere uscire a scacchi. Là stavo uscendo scemo là! Stavo uscendo scemo! La malinconia delle terre mie! Le montagne! I sentieri e grotte! 20 anni da dentro 20 anni! E la muretta è come muretta con un brigandaggi! Bravo!